Dall'analisi che hanno fatto i tecnici risulta la rottura del giunto e quindi del sistema che appunto apporta il movimento dallo sterzo fino alle ruote. Questa rottura è legata alla rottura di un perno che all'interno del sistema collega il giunto. Sicuramente la rottura del giunto ha una causalità, sembrerebbe allo stato, con la situazione di difficile o di ingovernabilità del mezzo. A qualche mese dal deposito delle perizie e all'indomani del dissequestro del cavalcavia superiore alla presenza del superperito Migliorino, la procura ha reso noti i primi esiti sull'incidente che ha provocato la strage lo scorso 3 ottobre, quando il bus è precipitato provocando la morte di 22 persone. Si tratterebbe dunque di una rottura meccanica che avrebbe reso il mezzo ingovernabile, provocandone lo sbandamento verso destra. Già alcuni giorni dopo l'incidente, un ex dipendente della linea aveva denunciato ai nostri microfoni come questi mezzi presentassero problemi allo sterzo. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata, si fa fatica. L'altra consulenza resa nota è quella che riguarda le barriere definite vetuste e inadeguate. Il consulente ha evidenziato che quelle barriere erano ammalorate. Adesso si tratterà di capire e di vedere se questo è direttamente collegato alla fuoriuscita del mezzo oppure no. Escluso già da tempo un malore dell'autista, Cherchi oggi ha confermato come Alberto Rizzotto non fosse al cellulare. È stato fatto analizzare il cellulare dell'autista e non risulta che l'autista lo abbia aperto nel periodo dalla partenza al momento dell'impatto. Il quadro degli indagati resta lo stesso, i 3 dirigenti comunali e l'amministratore delegato della linea. Abbiamo anche tutte le altre attività che erano state fatte nell'immediatezza e quindi la ricostruzione fattuale della polizia giudiziaria, quindi i controlli sul posto, le tracce di frenata, tutte queste attività. Va tutto messo a sistema poi da un punto di vista giuridico e quindi questa è l'attività che verrà fatta d'ora in poi. Una tragedia che difficilmente si dimenticherà, momenti drammatici che in qualche modo sono stati rivissuti da chi in questi mesi ha indagato. Per questo il procuratore ha lanciato un messaggio alla stampa. La telecamera del mezzo ha ripreso i momenti dell'impatto e quindi i momenti in cui in qualche maniera si è capito, perché poi non tutti neanche l'avevano capito perché molti stavano sonnecchiando eccetera, che il mezzo stava cadendo. Quindi è un video terribile che coinvolge anche i minori e di cui abbiamo segnalato la necessità di non pubblicazione. Sono sicuro che la stampa sul punto sarà adeguata a questa richiesta anche qualora dovesse venire in possesso del filmato che naturalmente è stato depositato come tutto il resto a tutti i difensori e a tutte le parti.